Da là in fondo a dove che comincia il comune di Noale, qui c'è sempre acqua, pantegane o ratti, come volete dire, a rotta di collo, zanzare non si sa quante. Dino Frasson è costretto a vivere sotto assedio. Tra acqua stagnante e verde libero di crescere rigoglioso, la mancata manutenzione del fossato in questo tratto della Nualese ha generato le condizioni ideali per il prosperare di quel genere di fauna che non fa piacere avere sotto casa. Il signor Dino, per risolvere il problema, deve confrontarsi con diversi enti. Perché dal cartello di Noale a di qua è tutto sotto Veneto Strade. Veneto Strade non posso tagliare né erba e né pulire perché prendo la multa, perché è suo. Dal cartello in là è il comune di Noale. Allora, nel comune di Noale sono riuscito a far pulire un po' il fosso e hanno ripulito, però non hanno liberato, come si può dire, l'angolo di scarico dell'acqua, perché in questa parte c'è solo acqua. L'acqua nel fossato risulta al momento di origine misteriosa e così dopo Veneto Strade e il comune di Noale, Dino si è dovuto confrontare anche con l'acquedotto. Secondo loro qua non ci sono perdite. Io le ho detto gentilmente, ho detto guarda, se c'è una perdita di 1 litro in una settimana non la vedete, se la seconda settimana sono 3 litri non la vedete, se dopo un mese ci sono 50 litri non la vedete, perché se la perdita va aumentando non si vede, ma siccome è anni e anni che sono così, non so che santi chiamare.